8 pannelli per 8 mestieri veneti. Sono quelli realizzati dagli studenti di alcuni istituti della Marca e che continuano ad abbellire il sottopasso della stazione. Opere ma soprattutto risultato pratico di lezioni sia su materiali e metodi di composizione che sulla storia e la cultura veneta, in particolare sulla Serenissima. Una grande repubblica importante e diciamo anche moderna per quei tempi. Un modo per i ragazzi di mettersi alla prova, nella pratica e non solo nella virtualità. A volte non riuscivo a mettere bene i tasselli e quindi dovevo toglierli e rimetterli. Cosa ti ha insegnato questa esperienza? La pazienza. Pannelli che da diversi anni sono il prologo delle 2 giorni dedicata alla scuola e alla manualità, che da 40 anni viene organizzata dalla Confartigianato Trevigiano. La creatività e l'inventiva e il creare qualche prodotto è anche un modo per spingere anche il ragionamento e quindi far crescere anche l'intelletto. Ecco dunque la manualità abbinata alla conoscenza della storia e della cultura veneta, che l'assessore Silvia Nizzetto ha sottolineato continuerà ad essere divulgata dal Comune nonostante le critiche su corsi e soprattutto docenti. Mi auguro veramente che questo possa essere un motivo per il prossimo anno, con il bando 360, di avere maggiore presenza, di avere nuove proposte, quindi è aperto a tutti, mi auguro di avere una buona veramente partecipazione.